Stamattina mi sono svegliato con un solo pensiero, voglio andare allo store del Napoli e non vedo l'ora. E Wayu, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Smeralda. Siamo qui oggi con un nuovo video e come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, oggi stiamo parlando di un video unico. Come prima cosa però Wayu, lasciate un bel mi piace, supportate questo video, iscrivetevi al canale subito, Wayu, tanto è gratis. Ho scoperto che oltre il 65-70% di voi che guarda il video non è iscritto al canale, quindi fatelo, tanto andate a cacciare euro e commentate qui sotto con Forza Napoli sempre, a prescindere, tanto non guasta mai. Cosa andremo a fare oggi? Cosa è successo? Ieri sera, mentre stavo in letto, che stavo quasi per prendere sonno, spoiler, alla fine di tutto ho preso sonno, infatti a Roberta non ci ha girato manca la buonanotte, e poi se n'è fatto. Il Napoli posta un TikTok. Ecco, l'avete visto, no? Io, visto che sono malato e sta roba, visto che mi piace tutto quello che è la collezione del Napoli invernale, estiva, autunnale, primaverile, e infatti voglio, guardate qui, questo è soltanto qualcosa di quello che ho. Questo è proprio di quest'anno, la canotta bellissima. Poi ho queste qui d'allenamento dell'anno scorso, gialla e viola. In più, come sapete, ho la maglia del Napoli di quest'anno con il mio nome dietro, che a Monzavero è quella della YouTuber League, oltre ad avere un'altra marea di roba che non tengo tempo di fare. Ho detto va, ma mo commento, però lascio un commento un po' particolare. E quindi cosa scrivo? Se admin mi risponde, lo compro. Non l'ho mai fatto, aiuto. No, sto scherzando. L'hai fatto perché comunque quel prodotto in particolare mi piace tantissimo. Il Napoli mi ha risposto per la prima volta su TikTok e quindi ci tocca. Scendiamo. Ciao, buongiorno. Perché così vicino? È entrata una zanzara nella macchina. Ma che sei sempre in trice, mo? Tu mi porti. Cazzo. E tu mi porti sì. E poi mi lasci cadere. Cosa andiamo a fare oggi? Non lo so. Ti porta a sperdere. Ti porto a spedire a te, ah? Amo ciao ciao. Signori, siamo arrivati nel posto centro commerciale Campania, perché ci troviamo in Campania per acquistare questo fantastico prodotto e non vedevo l'ora, perché comunque è importante anche per lo stadio. Non so se vi ricordate, più attenti sicuramente sì, ho fatto una volta un video in uno store del Napoli dove ho acquistato 1000 euro di prodotti del Napoli, tra cui anche una giacca però invernale del Napoli. Comunque non è ancora periodo e mi serve un po' quella là estiva, quindi questa è proprio la giacca ideale. I Just per sbagliare hanno cagato. Poi il Napoli ci ha messo proprio il carico. Sì, cioè, si è proprio impegnato. Ha messo il dito nella piaga. O il dito nel culo. Ovviamente che sia chiaro, la giacca solo questo, cioè tutto quello che vuoi tu nel centro commerciale, Te lo compri tu. tu. No, tu. Ma accatta roba a me. E tu accatta roba a me. No, Sì. no. Zocchi preziosi. Uomo, stai pure tu là dentro, con l'anno, Chi? Orsacchiotto. È bello, bellino. Allora, io primo campanello d'allarme di giornata. Non trovo lo store del Napoli, che è un problema. Che là già cattavo. Che le caccia cattavo. Vabbè, comunque cominciamo agli indoces. Toilette. Tu. E letto? Ma io sono quasi sicuro che non c'è più. Cioè, mi ha fatto tutto centro commerciale. Sto salendo anche da un'altra parte, ma non ci sto. Eppure oggi controllato. Cioè, sul sito del Napoli c'è scritto che tra i vari official store ci sta anche quello del centro commerciale Campania a Marcianise. Ma o hanno spostato l'official store, o hanno spostato il centro commerciale Campania e sono dato un centro commerciale. E quindi andrà. Pronostico. Devo andare a vedere se c'è il libro di Andrei. Sempre, questa è proprio una tappa fissa. Cioè, non esiste che vado al centro commerciale e non vado a vedere se c'è il libro di Andrei. Tra l'altro, visto che ci siamo venuti ultimamente, so anche dove andarlo a vedere. Nel tempo libero. Sì, perché quando hai tempo libero, ti vedi comunque un capolavoro, te lo leggi, come quello di Fuse Gamer. Ecco qua, vediamo. Anche perché il terzo non si scorda mai. Che sta faccia? Ma chi sono sti tre scemi? Ovviamente ti pareva che andrà a cadere Entra questo. un attimo. Cioè non c'è volta in cui entriamo in un centro commerciale che è andata a fare cose sue. Cioè mo cadavere riccadente, mo cresta roba. Questi sono i blush e i bronzer. Siccome sono molto virali su TikTok, vorrei provare anch'io. Questi sono virali. Sono molto virali su TikTok. E perché? Perché sono nuovi, li stanno provando e dicono ultimamente che sono buoni. Quanto costano? 10,90 €. È su virale. Mamma sta male. Tutto fine. Ragazzi, possiamo ufficialmente dire che da quando gli ho regalato quest'anello la sua mano è molto più bella? Sei figo. Mi arrasta mano. Andiamo, per favore si guarda qua dentro. Mamma. Si ti mette chi sta in faccia diventa come Silvestro Baffi. Ragazzi, chi di voi come me torce le mani della propria fidanzata? Vabbè, no, basta. Che non è convinto?
Vabbè ragazzi, ci abbiamo provato. Il blush. Sacci manca che Tanto virali su TikTok. Ma non è che mi hanno convinto più di tanto. Ma perché sono virali? Sono virali perché tutti quelli che fanno Get Ready With Me oggi proviamo un nuovo bronzer e se lo mettono in faccia. Ha pisciato sotto. Vabbè, voglio, devo esserci fatti per l'ennesima volta, l'ennesimo giro. Gettiamo la spugna e non lo so, o cambiamo location, perché se no sì, mi ci sta, deve ma è andare una un'altra parte, parte. non ci credo. Wow! Non ci credo, vai giù. Cioè, noi siamo di Cioè, scemo. oh. Noi siamo proprio di scemo. Poi sta Veramente. davanti a noi. Sta davanti a noi se non l'avevamo visto. Sta qua. E mo vi spiego pure il perché non l'avevamo visto. Noi venendo da qua, ci sono le scale mobili davanti. Guardate che quando sta scala mobile. Praticamente noi non lo potevamo mai vedere perché sta proprio dietro la scala mobile. No, vabbè, comunque poi- noi siamo due e noi quattro scemi. Siamo. Ma poi non siamo nemmeno entrati da qua, noi siamo entrati dall'altro lato, perciò Questo è un altro capito? ingresso, infatti questa parte qua era proprio inutile venirci. E invece no, poi è diventato utile. Aiuto, comunque sta qua, ora vediamo se c'ha la giacca antivento, praticamente quella che serve a me. Comunque è assurdo, eh. Cioè io più guardo noi due, Due cretini. non lo so. Cioè è vero che sta vicino all'ingresso, ma noi siamo trassi tutta un'altra parte. L'ingresso non è questo. Assurdo. Ma mo si è spostato di qua però, perché prima stava No, sopra prima siamo un'altra parte. Infatti eh. abbiamo dato per scontato che non ci fosse più proprio perché era un'altra zona prima. Vabbè, comunque mo entriamo, che siate nel caso Godo. Buongiorno. La giacca antivento? Ah no, qua giù, com'è bello. M, secondo te? Questa invece? No, questo che è piccerello. Ah no, questo è creatura. M, mo mi misuro M, vedi. Ah, secondo me è L però. Se posso provare la L allora. Qua giù la proviamo rossa, poi il benzinaio. Ma pure così, voglio com'è forte comunque. Oh bello. Tipo solo una mi piace. Aspetta, penso che va bene. L questa. Sì. Cioè, penso che sia la misura giusta. Vabbè, di spalle va bene, di braccia. Provate pure La la M. M per spizio. Però ti va Vabbè, però comoda, a capito? me piace così. Però provatela per spizio. Cioè, vedi pure dietro. Poi, c'è volendo, questo colore pure non è male, però non abbandoniamo quello là classico. Posso provare pure la M per farmi un'idea? Sì. Questo colore è più bello. No? Vabbè, ti va giusta. No, la L va Vabbè, meglio. Allora la L di questo colore è qua. Godo. Poi è bello questo cappello. Questo è più bello. SR. Roberta, se era SE, era il tuo. Perfetto. Grazie a te. Ciao. Ciao. Godo, vai di godo. Io sono un bimbo felice quando acquisto le cose del Napoli. E tra l'altro sono anche uno di parola, come avete visto, perché il Napoli mi ha risposto e io la felpa, anzi la giacca antivento, subito sono venuto a comprarla. Ma poi è troppo bello, ce l'avete vista. Poi mi vedrete a fare le reaction con questa giacchetta qua. A few moments later. Io pensavo fosse finita, in ci credo. Comunque la vita viene a barzelletta. Sono venuto a Casorio che dovevo fare un servizio con un mio amico. Roberto Vera Euronix. Amo, mi serve questo, no, cioè, manca capite che questo serve, non lo voglio manco sapere. Entro da Euronix, guardate qua, c'è Wagyu, la tu store. A parte non ero a conoscenza del fatto che ci fosse uno store qua dentro. Però con la mia testa malata che mi ritrovo, posso mai bypassare. Ma c'è questa cosa pure qua dentro. Ho deciso, ciao. Ciao, allora le felpe, una questa qua invernale. Oppure quella là invece com'è? Un po' più leggera questa qua. Quale? Quella. Questa è da allenamento. Sì. È un po' sì, è sempre invernale però è un po' più leggero. Posso misurare questa? Come? Questa è L. L. Vabbè, L va. Penso che va bene. È bella. Mi piace comunque. Sì. Va bene, va bene. Bello, Wagyu. Comunque, Wagyu, io ho una patologia. La napoletanite, perché non è possibile che ogni volta che vedo qualcosa me la giocata. Assurdo. Ci stiamo facendo guardaroba invernale, che poi non è troppo invernale come roba, anzi, è abbastanza estiva. Però con la maglia sotto va bene. E questa sta 85. Bene, Napoli. Non sono un vero tifoso. Cioè, vabbè, 85. E come se non bastasse, ovviamente, ad accattare che cosa? Caricatore dell'iPhone. Però, tu biri tu. Cioè, non voglio sapere proprio niente. Non so se ti sei reso conto il Napoli oggi quanto mi ha fatto interesse. Almeno mi aiuta a capire qual è quella dell'iPhone. Oggi se va bene no, sì. È normale. Sono ancora attratto da quell'angolo là. Non ci credo. Mi sono innamorato, ragazzi. Non di te. Del Napoli. Poi io sto al ritiro merce e questo è il numero che mi hanno dato. Mancava veramente poco, eh. Grazie. Godo. Embe, che stai aspettando tu? Da sola? Sulla soletta? Ma io a te non mi sento proprio bene. Cioè tu stavi uscendo. Tu stavi uscendo senza felpa, senza niente. E io ti dicevo, amore, scusami, la felpa dove la devi prendere? E tu dicevi, ma perché tenevo una felpa? Ma perché?
Ma perché tenevi una felpa? No, non è che tenevi la felpa, hai comprato una felpa, da dove la devi prendere? Assurdo comunque, veramente, cioè questa è stata la scena quando siamo usciti. Perché vabbè c'è il ritiro merci prima di uscire. Non lo sapevo. Comunque ragazzi, secondo acquisto di giornata fatto. Non sapevo dell'esistenza del store anche nell'Euronix a Casorio. Tanta roba. Cioè tu magari ecco vieni qua a comprare gli elettrodomestici, per comprare qualsiasi altra cosa di elettronica, che sui must, e poi ti rivedi lo store del Napoli. I malati come me subito, vedete? Non vedo l'ora ma mettere. Quindi il video può veramente finire qui adesso, sperando fai scinisciunata cosa. Se vi è piaciuto il video ne vorreste altri, perché poi magari si potrebbe creare anche con altre squadre. Se tipo il Milan mi risponde, se la Juve, spero mai mi risponde, potrebbe creare una piccola miniserie. Fatemi sapere se vi può piacere come video, come contenuto. Io mi sono divertito perché comunque mi sono comprato cose belle del Napoli. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, arriviamo a 90.000 iscritti e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!